Amici sportivi, amici dei Galletti, buon pomeriggio, bentrovati dal campo Mulino Becciu di Cagliari, dove proprio in questo istante hanno fatto il loro ingresso in campo Sant'Elena Quartu e US Tempio per dare vita alla quarta giornata del campionato di eccellenza. Un paesaggio abbastanza surreale perché non ci sono tifosi per assistere a questa sfida, le due squadre sono schierate verso la tribuna vuota, in realtà poi c'è un gruppo di tifosi proveniente da Quartu con bandiere e sentirete forse anche petardi che assistono alla gara sotto la pineta adiacente a questa struttura che non ha l'agibilità per quanto riguarda proprio la tribuna e dunque è stata vietata ai tifosi assenti. Dunque i tifosi del Tempio che erano già pronti a partire per stare insieme alla squadra in questa sfida contro il Sant'Elena Quartu, importante per il Tempio che si gioca la sua terza gara di campionato, ha riposato infatti, ricordiamolo, per un turno e naturalmente vuole proseguire il percorso netto fin qui. Tutto pronto per dare avvio a questa sfida, intanto io vi vado a leggere le formazioni. Sant'Elena in campo con Fortuna, De Logu, Minerva, Rotaru, Vignati, Ibba, Pedoni, Azzei, Barra, Fadda, Floris. A disposizione del mister Marco Piras ci sono Celli, Ezeadi, Murgia, Pintus, Pilleri, Melis, Onnis e Mura. Tutto pronto, intanto aspettiamo il fischio iniziale, poi vi vado a leggere anche la formazione del Tempio. Tutto pronto, abbiamo detto, con il signor Capotosto di Oristano che dirigerà l'incontro. Primo assistente Niccolò Pili della sezione di Cagliari, secondo assistente Anna Maria Sabiu della sezione di Carbonia. In questo momento ha preso avvio la sfida tra Sant'Elena e Tempio. Abbiamo detto quarta giornata del campionato di eccellenza. Tempio scende in campo con Trudaiu, Sanna, Arca, Serra, Braga, De Murtas, Donati, Gallo, Virdis, Roccuzzo e Aiana. A disposizione del tecnico mister Cantara ci sono Dabrosca, Zapparedu, Latte, Fois, Corraduzza, Masia, Bulla, Igene e Sabino. Abbiamo detto sfida importante, il Sant'Elena è reduce da una sconfitta per mano del Lipunti, sconfitta casalinga. Tempio che invece ha conquistato il suo successo casalingo contro la Tarros domenica scorsa. Ci sono due assenze per quanto riguarda il Sant'Elena, si tratta di Pinna e Piruddi che sono stati squalificati dopo l'espulsione rimediata proprio nell'ultima gara di campionato. Tutti disponibili invece per mister Cantara. Entriamo in cronaca con il Tempio, possesso palla, si gioca su un campo sintetico, la formazione di mister Cantara si è allenata tutta la settimana al Demuro proprio per prepararsi a questa sfida. Non controlla Roccuzzo e perde palla e prova Federico Pedoni a dare avvio all'azione. Palla che viene messa subito in fallo laterale proprio davanti alla panchina di mister Cantara. La rimessa è del Sant'Elena. C'è l'anticipo di De Murtas, però ancora De Logu che prova a manovrare sull'out di destra con Rotaru che cercava l'1-2, non è riuscita per la chiusura e poi il pallone che è rimbalzato proprio sui piedi del numero 4. Va alla rimessa Arca, De Murtas all'indietro, campo piccolo, si gioca veramente in spazi stretti, naturalmente piccolo anche rispetto al Nino Manconi. Prova il Tempio con Gallo, con la fascia di capitano Salvatore Gallo al centro del campo, poi De Murtas che avanza, palla al piede, supera la metà campo De Murtas per Roccuzzo che deve girarsi, preferisce dialogare proprio con De Murtas che non trova spazio, allora va a cercare ancora Gallo, mezzo al campo, Gallo che vede, serve in avanti, Sanna troppo lunga per lui questa palla e allora pallone si perde sul fondo. Ci sarà la rimessa da parte di Antonio Fortuna, portiere del Sant'Elena Quartu. Rimessa in gioco già
effettuata per quanto riguarda il Sant'Elena. Si gioca sull'out di sinistra, ancora all'indietro, pericoloso questo retropassaggio per Fortuna, va ad attaccare Gallo, infatti costringe Fortuna a un rinvio immediato con palla che si perde oltre l'out di destra, dove è pronto Sanna, in classe 2003 del Tempio, per la rimessa. Va a cercare Roccuzzo, perde palla però attaccato Roccuzzo. Attenzione alla ripartenza veloce del Sant'Elena su questo errore, però la palla viene allungata un po' troppo dal giocatore Sant'Elena. Allora ha il tempo di anticiparlo e di mettersi proprio, di frapporsi tra il giocatore e il pallone Serra, che è bravo poi a conquistare anche il fallo. Una bella ripartenza veloce del Sant'Elena sulla riconquista della formazione di casa, ma ha chiuso bene la difesa del Tempio. Si riparte sempre sul lato di destra, ancora con Sanna. Lancio in avanti a cercare Donati, che ha provato il controllo difficile di tacco. Donati quest'oggi schierato dal primo minuto da Mister Cantara, dopo anche la bella prestazione con doppietta contro la Tarros. Ma sono tante le frecce nell'arco del tecnico. In avanti anche Virdis quest'oggi con Igiene che attende il suo turno in panchina. Attenzione, cade Serra in aria e dunque può andare alla conclusione. C'è il gol del Sant'Elena, è andato a terra il giocatore del Tempio, è andato a segno con un diagonale. Si tratta di Vignati, se non abbiamo visto male. È andato a terra Serra ed è rimasto a terra sul contrasto. Non ha fischiato però il direttore di gara. Ha continuato il Sant'Elena e è andato a segno Vignati. Quando siamo al quinto minuto, dunque vantaggio del Sant'Elena con Vignati raso terra, molto angolato. Ancora a terra Serra, pare sia il ginocchio per Serra. Vediamo se riesce a proseguire il giocatore. Tanto gol per il Sant'Elena al quinto con Vignati. Azione sicuramente, forse ci sarà bisogno del cambio addirittura. Azione viziata da questo. Non abbiamo visto se c'è stato un contrasto fortuito o un fallo. Comunque l'arbitro era vicino, ha lasciato proseguire. Ha avuto campo libero Vignati, che tratto in aria trafitto Truddaiu. Ancora cure per Serra. Ha segnato Porru, non Vignati, mi dicono. Federico Porru, numero 9. Federico Porru, l'autore del gol e non Vignati. Roberto Sanna, Unione Sarda, che cosa hai visto in questa azione? Ma ho visto un contrasto che mi ha lasciato un po' perplesso. Siamo al limite del regolamento, secondo me. Comunque, il Sant'Elena è in vantaggio, ma la partita è appena iniziata. Lo rivedremo, naturalmente. Abbiamo le immagini. L'arbitro ha convalidato, così come il primo assistente. Azione proseguita. Abbiamo visto poi avere proprio Federico Porru, infatti era il numero 9, autore del gol, attaccante di questa formazione. Intanto si scalda la panchina del Tempio subito, perché si è rialzato Serra, ma vediamo se riuscirà a proseguire. Momentaneamente in 10 il Tempio, con Serra che aspetta capire se riesce a proseguire questa sfida. Intanto attenzione, ancora un passaggio per via orizzontale di Braga per Gallo, che è andato a ricoprire la posizione di difensore centrale di Serra. Prova ora il Tempio con Andrea Sanna. Ancora Sanna per Gallo, torna avanti adesso il Tempio, che vi ripeto sta giocando
in 10, qua non si intendono Gallo e Roccuzzo, ancora comprensione che dà il via al tentativo di ripartenza del Sant'Elena. Ci sarà il cambio per il Tempio, non ce la fa probabilmente Serra, e allora costretto già al primo cambio mister Cantar, si sta preparando ad entrare Corraduzzo. Qua c'è il fallo di Federico Porru. Cambia dunque il Tempio, entrerà con la maglia numero 16 Corraduzza al posto di Serra. Quando siamo al 9° minuto nel corso del primo tempo, Corraduzza, e dunque si sposterà proprio al posto di Serra Salvatore Gallo, che lascia il suo posto di centrocampista a Corraduzza e va a posizionarsi al centro della difesa. Sicuramente non un inizio felice per il Tempio, ma siamo veramente agli esordi di questa gara. Ripeto, il risultato 1-0. Dopo 5 minuti è andato in gol Porru, un'azione che ha visto poi infortunarsi Serra, costretto ad uscire. De Murtas intanto per Arca, ancora De Murtas, ancora per via orizzontale cercare Braga, si porta in avanti il Tempio, pallone che filtra per Virdis, arriva poi Corraduzza che lo tiene, Roccuzzo tra 3 avversari, riesce ancora a mantenere il controllo del Tempio con De Murtas che vede l'inserimento di Sanna, il pallone al volo di Sanna, c'è la respinta di Fortuna. Quando siamo al 10°, subito pericoloso il Tempio, anche grazie a questa bella azione di Corraduzza di prepotenza, e poi il lancio per Sanna che è andato di prima intenzione sul millimetrico assist in avanti di De Murtas, provato al volo ma Fortuna era ben posizionato. Dunque nulla di fatto, prosegue il Tempio comunque ad attaccare. Ovviamente adesso il Sant'Elena, forte del suo gol di vantaggio, può impostare la sua partita anche su chiusura e ripartenza. Vediamo se sarà questa la tattica. Adesso riesce a rubare palla in mezzo al campo proprio il Sant'Elena, che va ancora sulla destra. Nella nostra posizione facciamo un po' fatica a vedere i giocatori. Rotaru, palla in avanti, forse a cercare l'1-2 con De Logu, palla si perde sul fondo. Vi ripeto, non siamo sulla tribuna che è inagibile, dunque vediamo la partita un po' dal basso, quasi a livello campo. Prosegue il Tempio con Salvatore Gallo alla sua destra per Braga. Ancora Gallo. C'è stata dunque la prima sostituzione per infortunio. È uscito Serra, dentro Corraduzza, Gallo spostato in difesa. Braga si è infortunato proprio in occasione del gol dell'1-0 del Sant'Elena. Serra. Aiana intanto manovra bene il Tempio. C'è il cross dalla sinistra, non ci arriva Virdis che scivola e la palla viene messa in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Tempio. C'è a dire anche il tecnico Marco Piras, tecnico del Sant'Elena, per questa azione, che ha visto il Tempio velocissimo andare sulla sinistra, il cross e poi il pallone deviato in calcio d'angolo. Sul pallone ci sono Arca e Aiana, in area tutti. Lascia incombenza ad Aiana, Paolo Arca. Va Aiana, palla bassa e c'è ancora la deviazione in corner, pallone in direzione del primo palo. Doppio corner dunque per il Tempio. Ancora Aiana, vediamo se tenterà ancora la soluzione bassa. No, pallone sempre sul primo palo però che viene respinto, e allora può provare
a mettere in avanti il Sant'Elena, a far ripartire l'unico giocatore rimasto in avanti. La butta fuori Gallo per non rischiare proprio nulla. Sarà rimessa per il Sant'Elena in vantaggio di un gol con Federico Porru. Qua c'è forse un fallo, sì, visto dal signor Capotosto. Calcio di punizione in favore del Tempio. Siamo al 14° minuto di questo primo tempo. Va Gallo a dialogare con Roccuzzo, che va a cercarsi il pallone proprio nei pressi del capitano. Ancora Roccuzzo che prova adesso a servire, non ci arriva Virdis anticipato. Recupera ancora un buon pallone però il Tempio. Allora Iana può far ripartire l'azione da Gallo. Ancora per vie orizzontali per Braga. De Murtas. Ancora un lancio bello di De Murtas, però è anticipato a Iana dalla difesa del Sant'Elena, che ora veramente si sta difendendo e basta, ma puntando forse proprio sulle ripartenze dei suoi. Tempio che ovviamente sta spingendo sull'acceleratore perché è sotto di un gol. Gallo, De Murtas, Roccuzzo prova a giocare in velocità ma non riesce qui. Controllo a De Murtas, perde palla proprio davanti alla panchina del Tempio, dove staziona in piedi mister Giuseppe Cantara. Ancora la rimessa lunga, va a saltare Gallo, commette fallo però Gallo. Calcio di punizione sulla tre quarti per il Sant'Elena. Con questo campo corto è facile anche appunto che si arrivi con una palla in aria, invece no, sceglie di andare a servire Vignati sulla sinistra. Palla adesso in centro area e non ci arriva Porro. Pallone rimbalza e termina tra le braccia di Samuele Trudaio, portiere classe 2001 del Tempio. Chiede velocità mister Cantara ai suoi. Ritmi abbastanza alti questo primo quarto d'ora del primo tempo, che vede il Tempio perdere 1-0. Attenzione intanto, pallone per Donati, vediamo se riuscirà Donati. No, è anticipato il giocatore dall'intervento difensivo. La palla termina sul fondo. Dunque rimessa per il Sant'Elena. Pallone tra i piedi di Fortuna. Vediamo se cercherà il lancio lungo, cercare le punte Antonio Fortuna. Così è, va però a saltare Gallo che trova Iana, può girarsi a Iana e subito servire Roccuzzo. Se la mette sul sinistro Roccuzzo, si accentra ancora una volta, va a cercare De Murtas e nuovamente non si incontrano i due. E poi c'è un tentativo da distanza di Porru, provato a sorprendere Trudaio. C'è già successo poc'anzi che non si trovassero Roccuzzo e De Murtas, hanno perso palla creando situazioni pericolose sulle ripartenze. Attenzione ancora Sant'Elena però che ruba un buon pallone e qui è bravo Braga a fermare l'azione portata avanti dal Sant'Elena sulla sinistra. Abbiamo detto si gioca davvero a livelli abbastanza alti di velocità, di agonismo, perché comunque il campo questo offre campo stretto, campo corto, campo che può, in sintetico, che può offrire gioco in velocità ovviamente a entrambe le squadre. Comunque la partita la sta facendo il Tempio, che deve recuperare il gol di svantaggio, e il Sant'Elena che comunque è sempre pericoloso, che prova a rubare palla, a ripartire e si chiude in difesa. Prova adesso ancora De Murtas, tenta o prova il lancio, invece poi preferisce all'indietro per Gallo. Gallo ancora per Roccuzzo. Roccuzzo cerca l'1-2 con Aiana, ancora Roccuzzo. Roccuzzo prova la conclusione sul primo palo, ma anche qui troppo facile per Fortuna.
Si riparte dunque quando abbiamo superato il 18° minuto, questo primo tempo. Ancora Fortuna col pallone tra i piedi, il lancio ora, prova Sanna che si scontra con il suo stesso compagno, poi alla meglio giocatore della Sant'Elena, poi Porru che prova a servire Floris, c'è il fallo di Corraduzza. Calcio di punizione per il Sant'Elena che sta conducendo 1-0 grazie al gol siglato al 5° minuto da Federico Porru. Calcio di punizione, palla in aria, andare a saltare Arca, lo fa e va a servire a Iana. Iana che prova a cercare ancora una volta Roccuzzo, ma è anticipato il giocatore da De Logu e può avviare ancora l'azione il Sant'Elena. Pallone terminato in fallo laterale, sempre in zona d'attacco per i padroni di casa. Abbiamo la panchina davanti, non vediamo chi sta effettuando, si tratta di De Logu. Vediamo se riuscirà a far arrivare questo pallone in aria. Così è, palla al centro, attenzione, tenta la semirovesciata Floris sul colpo di testa che ha fatto proseguire la traiettoria centro area. Nulla di fatto questa occasione. Il rinvio di Samuele Truddaio che va a cercare Gallo, macina gioco il Tempio, arriva poi nella tre quarti avversaria e lì un po' sbatte contro il muro del Sant'Elena che si sta difendendo sicuramente molto bene. Ancora Gallo deve rincorrere questo pallone, guarda lo schieramento dei suoi. Braga, Truddaio allarga per De Murtas che va a prendersi questo pallone adesso tutto sulla destra. Palla filtrante a cercare Virdis che scarica per Sanna. Sanna per De Murtas. Corraduzza per Gallo. Ancora Gallo che prova, non riesce con un esterno e ruba palla il Sant'Elena. Palla in avanti, attenzione, è in fuori gioco, dice adesso il primo assistente Rotaru, che è andato anche a concludere e ha respinto Truddaio, ma la posizione era irregolare. Da dove siamo noi ovviamente non è possibile valutarla, ma ha alzato la bandiera il primo assistente una volta che ha ricevuto il pallone Rotaru. Dunque nulla di fatto, ancora Tempio che prova con Braga, lancio lungo a cercare Iana sulla sinistra, c'è il colpo di testa però di De Logu, interrompere la manovra e poi il rilancio lungo, va Gallo ad anticipare tutti, diventa un assist in avanti e allora allontana ancora con pallone lungo la difesa del Sant'Elena, lo rincorre Trea Sanna che deve desistere, lui l'ultimo a toccare, la rimessa sarà per il Sant'Elena. Ancora dunque il Tempio, abbiamo detto che sta sicuramente tenendo in mano il gioco più a lungo, ma sotto di un gol in virtù della rete firmata al 5° minuto, abbiamo detto, da Porru. Ancora attenzione Porru, sicuramente giocatore spina nel fianco della difesa tempiese, giocatore di fisico. Stavolta commette fallo, anzi no, non c'è fallo, c'è la rimessa laterale per il Tempio. È stato Pippo Porro a colpire per ultimo Sanna. Prolunga Virdis che deve andare a cercarsi palloni giocabili nella propria metà campo. Ancora però Sant'Elena con Pedoni sulla destra. Qua c'è un fallo proprio su Federico Pedoni, classe 2003 della Sant'Elena.
Dunque, calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Attenzione, sicuramente posizione interessante per il Sant'Elena. Tempio che deve cercare il gol del pareggio. C'è grande affollamento in aria. Pallone che arriva, attenzione, allontana Braga in calcio d'angolo. Pallone era stato messo dentro da Fadda, se non abbiamo visto male. Calcio d'angolo dunque per il Sant'Elena, ancora naturalmente grande affollamento in aria. Palla dentro, allontana di testa Braga, Donati che non riesce, poi c'è un tentativo con un esterno. Quel pallone che è a metà tra un assist e un tiro. Palla si perde sul fondo, dunque Truddaio che può dare avvio nuovamente all'azione del Tempio. De Murtas, Donati che lascia scorrere bene per Sanna. Buona qui l'azione, Sanna al centro, non arriva Donati, c'è Aiana che può colpire ma colpisce l'avversario, la palla ancora lì, non deve assolutamente perderla Arca perché può ripartire il Sant'Elena. Riesce in qualche modo, qua ci sembra regolare la posizione di Porru, ma non si alza la bandierina, ancora Porru che ottiene calcio d'angolo. Ci sembrava in avanti Porru rispetto ai difensori che si lamentano un po' con il primo assistente, ma diciamo che dalla nostra posizione è un po' difficile. Ancora corner per il Sant'Elena. Vediamo. Sulla bandierina c'è Fadda per battere questo calcio d'angolo. Palla sul secondo palo, c'è il colpo di testa ma non trova direzione e forza. Il giocatore del Sant'Elena può andare a prendere in presa aerea Truddaio. Vediamo di chi si tratta, l'autore di questo Rotaru, numero 4 del Sant'Elena. Si riparte, Virdis, spalle alla porta, non riesce a trovare varco in avanti. Sanna subito fermato, si combatte a caccia del pallone, pallone che termina carambola sulle gambe del giocatore tempiese, dunque la rimessa è in favore dei padroni di casa. Rimessa dunque in favore del Sant'Elena. Subito la palla che viene messa in avanti, questa volta però non si intendono i giocatori di casa e la sfera termina tra le braccia di Truddaio, subito in avanti con Gallo, però si ferma capitano, pallone all'indietro per Truddaio, cerca alla fine il lancio lungo, Truddaio va a correre, Arca a cercare questo pallone ma alza a campanile, terzino del Sant'Elena, si combatte tra Virdis e ancora Capitan Vignati. Alla fine il pallone termina nuovamente tra le braccia di Truddaio con questo tentativo di Fadda. Ci provano dalla distanza i giocatori del Sant'Elena quando hanno l'occasione cercare di sorprendere il portiere del Tempio. Abbiamo detto questo campo corto naturalmente consente anche questi tentativi. Qua c'è un fallo su Donati trattenuto, calcio di punizione questa volta in favore del Tempio sulla tre quarti. Sul pallone c'è Aiana, buona l'occasione, bisogna sfruttare i calci da fermo. Aiana, quando siamo al 28esimo, ci avviciniamo alla mezz'ora di questo primo tempo,
Ci sono dei saltatori per il Tempio. Vai Iana. Palla al centro, pericolosa, allontana per un attimo la difesa e poi c'è un fallo in zona d'attacco. Azione si perde. Nulla di fatto. È rimasto a terra il giocatore del Sant'Elena. Nulla da fare, peccato. Poteva essere anche questa una buona occasione. Si rialza Antonio Fortuna. Si può partire nuovamente con il rinvio da parte del portiere. Tempio che ha tenuto sì il pallino del gioco, ma non ci sono state azioni clamorose, tiri in porta. Quindi molto gioco, ma poca concretezza in avanti, almeno fin qui, perché abbiamo detto comunque il Sant'Elena sta pensando molto a difendere. Ci prova Donati adesso a rubare questo pallone, ci prova anche Rocuzzo, ma nulla da fare. È buono la manovra del Sant'Elena, veloce con Rotaru sulla destra. Rotaru va ancora a cercare l'1-2. Azione adesso tutta sulla sinistra, entra in area il giocatore del Sant'Elena, prova la conclusione. Non c'è la deviazione, ma sicuramente è bella l'azione dei padroni di casa. Si trattava di Floris, Luca Floris, il 2000 del Sant'Elena, che ha provato la conclusione dopo questa azione che andava da destra a sinistra per vie orizzontali, che ha un po' sorpreso la difesa del Tempio. Si prosegue ancora con lo stesso refrain, con il Tempio che macina gioco. De Murtas, Braga, adesso per vie centrali ancora Duzza, il pallone termina tra i piedi di Aiana che può andare alla conclusione, non lo fa, va a servire Sanna sulla destra che può crossare, palla all'indietro, ancora Coraduzza che tenta il cross allontanato, ma c'è De Murtas in anticipo, Virdis che per un attimo tocca la sfera e poi allontanato il pallone dall'area di rigore dai difensori del Sant'Elena. E può andare alla rimessa Sanna. Va a cercare compagni, Sanna. Palla per la testa di Virdis però anticipato, c'è Donati anche lui in anticipo. E poi il pallone che termina tra i piedi di Murtas, cross in area, colpo di testa, la palla che termina di pochissimo al lato della porta di Fortuna. Il colpo di testa di Aiana. Siamo al 31esimo nel corso del primo tempo. Questa sì, occasione con Aiana che tra l'altro contrastato, è riuscita a colpire di testa, ma il pallone è terminato fuori. Ha provato qui il Tempio e deve naturalmente accelerare ancora di più il ritmo della manovra. Formazione di mister Cantara, se vuole sorprendere il Sant'Elena, che vedete in pochi passaggi di prima riesce già ad andare dall'altra parte. Buona qui il recupero di Sanna che poi però perde nuovamente il pallone, non c'è fallo, dice il direttore di gara. Allora Sant'Elena che prosegue, può concludere qui il numero 4 Rotaru. Rasoterra facile però per Truddaio. Gallo per Truddaio, per Braga. Ancora Braga per Gallo. Tempio che prova nuovamente a cercare varchi, non facile davvero in questo primo tempo trovarli, perché il Sant'Elena è davvero schierato bene per difendere questo gol di vantaggio, arrivato dopo 5 minuti su un'azione che dobbiamo dire da rivedere per forse un fallo su Serra, ma comunque gol convalidato e dunque vantaggio dei padroni di casa. E Tempio che deve recuperare. Donati adesso si gira e va, però perde sul secondo controllo la sfera. Sant'Elena che può ripartire, c'è il fallo
mezzo al campo di De Murtas. Calcio di punizione per i padroni di casa. Roberto Sanna, come stai vedendo Unione Sarda, come stai vedendo questa partita? Questa prima mezz'ora abbiamo detto tanto controllo palla per il Tempio, però non molte le azioni. Sì, in effetti mi aspettavo di più dal Tempio. Quando li ho visti reagire pensavo che prendessero la partita e si rendessero soprattutto pericolosi, ma in realtà è un possesso palla per ora sterile, fine a se stesso. Mi sta piacendo molto il Sant'Elena che in ripartenza per assurdo si sta rendendo ancora più pericoloso rispetto allo stesso Tempio che pure dovrebbe recuperare la partita. Roberto Sanna, Unione Sarda, siamo d'accordo con il tuo commento. Ci manca qualcosa ancora in avanti per rendere questo controllo palla ancora più produttivo, naturalmente, perché ci vuole anche l'azione proprio negli ultimissimi metri, l'ultimo tocco, quello decisivo, magari che mette il giocatore davanti al portiere, perché quello serve. Attenzione, intanto qui ci prova Porru che è sfortunato nella carambra, poi c'è un problema di comunicazione tra Braga e Trudaio, alla fine riesce il portiere del Tempio, stava per creare un pasticcio qui la difesa del Tempio sul centravanti del Sant'Elena, sempre in agguato. Bisogna stare davvero molto attenti. Palla lunga, cercare Aiana, viene anticipato il giocatore, allontana ancora Sant'Elena però sui piedi di Arca. Gallo, Corarca che però subito viene aggredito, allora si deve liberare del pallone. Non lascia spazi il Sant'Elena anche al controllo della sfera, appena ricevono palla i giocatori del Tempio vengono subito aggrediti e allora è difficile anche impostare la manovra, per questo bisogna giocare con più rapidità. Ancora un pallone messo in fallo laterale. Teniamo ancora la rimessa laterale quando siamo al 35esimo in questo primo tempo che il Sant'Elena sta conducendo 1-0. Palla lunga, lascia De Murtas, il pallone termina a Porru, allora può manovrare il Sant'Elena. Qua c'è Gallo che va a prendere il controllo della sfera, non c'è la rimessa per il Tempio, però dice il direttore di gara, la rimessa è per i padroni di casa. Proprio nella zona d'ombra per quanto ci riguarda. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Sì, rimessa con De Logu pronto a mettere al centro questo pallone, allontana Corraduzza e poi il tentativo con un fallo in attacco da parte di Minerva. Attenzione qui, Porru, Scaramucce in avanti. De Murtas, nulla da fare, non trova Iana, può ripartire il Sant'Elena, prova e riesce Corraduzza a rubare palla, poi ancora Roccuzza però che viene fermato. C'è poca precisione negli ultimi metri e anche un po' nella zona nevralgica del campo, dove i giocatori che di solito si trovano a meraviglia quest'oggi si stanno trovando un po' meno. Ma è anche merito ovviamente degli avversari che sono in campo a coprire tutte le linee di passaggio e, come vi ho detto, anche aggredire i portatori di palla immediatamente. È un pressing davvero a tutto campo asfissiante quello del Sant'Elena. Vediamo se naturalmente questo ritmo riuscirà a tenerlo anche nella ripresa, perché non è facile, c'è anche molto caldo quest'oggi qui al campo di Mulino Becciu di Cagliari. Si riparte con la rimessa in favore del Tempio. Arca per Gallo, Gallo per Braga. A Braga servire De Murtas. De Murtas che aumenta il passo, poi ancora pallone indietro per Gallo. C'è Porru, praticamente l'unico attaccante in avanti a
cercare di fare pressing sui difensori centrali. Poi c'è questo tentativo in avanti però del Tempio che si perde, non riesce Donati ad andare a raggiungere questo pallone. Non si sta sfruttando né l'altezza di Virdis né la velocità di Donati, perché molti palloni magari alti arrivano proprio all'esterno a Donati, e invece palla a terra per Virdis, che potrebbe sfruttare invece la sua statura anche per offrire magari un bel assist per il compagno di reparto. Adesso va proprio a cercare palloni Virdis in mezzo al campo e poi arriva Rocuzzo, ancora però perde palla Rocuzzo, insiste nel secondo controllo ma Sant'Elena non dà assolutamente tempo. Ancora Sanna bravo qui però a recuperare sul diretto avversario. È stato ancora un tentativo di ripartenza del Sant'Elena. Rocuzzo per Corraduzza, Corraduzza costretto a trovare la rimessa laterale, infatti riesce ancora il Tempio con Rocuzzo sempre sulla destra, può crossare, preferisce ancora tenere palla, tornare indietro, qui rischia ancora di perdere la sfera Rocuzzo, palla all'indietro per Braga, ancora Gallo. De Murtas che tenta ancora l'imbucata in avanti a cercare Corraduzza, poi le completa il tentativo al volo di Donati, il pallone rimane lì, ancora Virdis che prova la conclusione, c'è la respinta di Fortuna sulla conclusione di Virdis. Quando siamo al 40° nel corso del primo tempo, qui è stato bravo il portiere di casa. Fortuna respinge sul tentativo di Virdis, prima c'era stato anche quello di Donati col pallone che era rimbalzato sul corpo di un giocatore di casa. Tempio qui si è reso pericoloso, è quello che deve fare la formazione di mister Cantara, andare comunque a cercare anche la conclusione, perché poche sono state le conclusioni proprio in questo primo tempo, nonostante abbiamo detto maggior possesso palla. Ancora Sanna, scivola, però riesce a servire comunque Gallo, palla in avanti, allontanata di testa dalla difesa quartese, rimessa laterale e in favore del Tempio. Ancora Sanna, possesso della sfera, va a cercare i compagni. Sanna trova Donati, ancora Sanna, Corraduzza, Donati, bene, però il controllo di Donati non è preciso, ancora ruba palla Donati, ancora Donati dal fondo. Vediamo se ha trovato l'angolo. Fuori gioco, dice il secondo assistente. Nulla di fatto dunque su questa azione. Bandierina alzata per signora Sabiu. E dunque nulla da fare. Si resta con il gol di vantaggio della Sant'Elena. Vi ricordo, siglato al 5° minuto da Porru. E siamo addirittura all'arrivo di questo primo tempo, 42 minuti, anzi 41:34 il nostro cronometro. Attenzione, tanto Corraduzza che viene messo giù, c'è il fallo, anzi dice di no il direttore di gara, si lamenta a Corraduzza, ma c'è semplicemente rimessa laterale in favore dei padroni di casa. È stato buono comunque l'ingresso di Corraduzza, che è arrivato proprio al posto di Serra, con Gallo che è dovuto andare a prendere il posto del difensore al centro della difesa. Buono Corraduzza comunque al centro di diverse azioni e manovre in avanti. Si riparte con una rimessa laterale sempre in favore del Sant'Elena in zona d'attacco. Ovviamente si prende tutto il tempo la formazione di casa anche per effettuarla. Qua ci dovrebbe essere un cambio, questa rimessa un po' al limite. Attenzione, riesce a rubar palla per un secondo il Tempio e poi c'è il fischio arbitrale. Vediamo. Vediamo cosa ha fischiato il signor Capotosto, forse perché era
si riparte proprio dalla palla scodellata perché c'è stato l'intervento proprio arbitrale. Palla restituita alla Sant'Elena che può ripartire con De Logu. Alza la testa De Logu e prova a servire in avanti Pedoni, ma c'è in anticipo Gallo e poi Roccuzzo. Roccuzzo per Corraduzza. Corraduzza che apre per Sanna. Si può schierare nuovamente il Sant'Elena e allora deve ripartire con calma il Tempio. Questi minuti finali del primo tempo, De Murtas che porta palla di qua e di là e poi va a servire Gallo. Ancora Gallo che controlla lo schieramento dei suoi, va ancora a servire De Murtas, palla ancora per Braga sulla destra. Braga avanza, palla al piede, supera la metà campo. Va a cercare Corraduzzo, ancora Braga che si allontana dalla sua zona di competenza. Donati che va a terra, vediamo se il pallone arriva a Sanna, no, che c'è il controllo di Minerva. Dunque il pallone che termina ancora in fallo laterale, si perde questa azione del Tempio. Si giocherà ancora un minuto di recupero di questa prima frazione. Tempio sotto di un gol. Braga, Gallo. Subito in attacco abbiamo detto del portatore di palla Gallo che se ne deve liberare per non rischiare nulla. Trudaiu per Braga. È andato Rotaru subito a dar fastidio a Gallo. Donati, Sanna. Palla al centro a cercare Virdis, ma riesce subito la difesa della Sant'Elena ad allontanare. Qua c'è l'intervento di Braga regolare, dice il direttore di gara su Floris. Arca. Gallo, qua c'è il fallo di Porru. Calcio di punizione. Ultimi scampoli di questo primo tempo con De Murtas che va a cercare Roccuzzo sulla sinistra. Vediamo se riuscirà almeno il cross di Roccuzzo. No, c'è un altro tentativo di cross di Arca e poi il pallone che termina tra i piedi di De Murtas. Abbiamo detto manca pochissimo allo scadere di questo primo tempo. Ultima azione forse per il Tempio. Gallo che va a cercare Sanna, deve andare a saltare, Sanna ci riesce ma il pallone si perde sul fondo. Si gioca ancora. Va Fortuna con tutta la calma del mondo a effettuare questa rimessa dal fondo. Finito. Finisce qui il primo tempo in attesa appunto del rinvio di Fortuna. È arrivato anche il termine di questo primo tempo che il Tempio che vede il Tempio sotto di un gol. Gol è arrivato al quinto minuto con Federico Porru che su un contrasto in area con Serra ha avuto la meglio. Serra è rimasto a terra, ha continuato a giocare il Sant'Elena, non c'è stato nessun fischio arbitrale. Porru ha avuto via libera solo davanti a Trudai, un raso terra incrociato imprendibile per il portiere tempiese. Serra poi costretto al cambio, è entrato al suo posto Corraduzza con Gallo che ha preso il posto del difensore centrale. Dunque Tempio che poi ha fatto tutto il primo tempo diciamo in avanti cercando appunto di trovare il gol del pari senza riuscirci, ma naturalmente ci aspetta un bellissimo secondo tempo. Un ultimo commento per questa prima frazione, Roberto Sanna, Unione Sarda. Sì, secondo me il Sant'Elena ha fatto la sua partita conscio di una inferiorità tecnica, si è fondato essenzialmente su un gioco sulle ripartenze sfruttando il gol di vantaggio e tutto sommato il risultato ci sta. Mi aspetto però un Tempio diverso nella ripresa. E allora ce l'aspettiamo tutti, ce lo auguriamo, restituiamo la linea naturalmente alla regia, ci risentiamo tra pochissimo dopo l'intervallo per il secondo tempo di Sant'Elena Tempio. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu hai già fatta. E 2, sì. Fate ricordo che la corsa alla zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della corsa. Eli! Buoni piedi, fischia! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere.
io investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi.
Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Pallina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Doumbouya! Ancora Doumbouya per la rovesciata! Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile! Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha dovuto col portiere Cascero, il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni, si va da Calarco, solo lui la poteva chiudere. A dritto porta di Gennaro, un capolavoro, l'avevamo detto, non va, è una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. I Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta e l'1-0 di Yuri Senesi. Poi in di rigore Lufufo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente ed eccola qua la festa, e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Riprendiamo la linea dal campo Mulino Becciu di Cagliari per il secondo tempo di Sant'Elena Tempio. Risultato di 1-0 per i padroni di casa dopo i primi 45 minuti in virtù della rete firmata al quinto minuto da Federico Porru. Abbiamo rivisto le immagini del gol, non c'era fallo su Serra, contrasto che avevamo solo intravisto dalla nostra posizione, ma è caduto fortuitamente Serra e si è girato proprio il ginocchio, tant'è che è stato costretto ad uscire il difensore del Tempio e ha dato il via libera a Porru, che in aria implacabile è andato a colpire Truddaio con un rasoterra angolatissimo e dunque gol assolutamente regolare. Buona la decisione del signor Capotosto e dei suoi assistenti, ma non ci sono state nemmeno proteste, dobbiamo dire, da parte dei giocatori tempiesi. Si riparte dunque con gli stessi giocatori del primo tempo per entrambe le formazioni. Vediamo quali saranno poi le carte da giocare per i due tecnici questo secondo tempo. Per il momento si riparte proprio con gli stessi effettivi. Intanto il lancio lungo del Tempio, parte di Braga per Aiana che si gira, prova a centrarsi. Aiana supera due giocatori e poi va giù, tiene un buon calcio di punizione. Marco Aiana. Abbiamo detto nel primo tempo Tempio che sicuramente ha tenuto il pallino del gioco, ma è andato vicino al gol con forse un paio di occasioni, forse una più clamorosa, il tentativo di Virdis e la respinta di Fortuna. Adesso c'è questa occasione con calcio di punizione. Si preparano Arca e Aiana. Vediamo, Aiana cerca la porta, il pallone è alto però sopra la traversa di Fortuna. Non è sceso il pallone di Aiana, che ci ha provato questo primo minuto di questo secondo tempo.
Braga per Corraduzza, subito attaccato, abbiamo detto è stato un motivo ricorrente in tutto il primo tempo, il pressing sui portatori di palla. E allora calcio di punizione qui perché è stato attaccato però fallosamente Corraduzza che vi ripeto è stato messo dentro dopo l'uscita di Serra. Buona la sua prova sicuramente. Si riparte dunque con De Murtas per Sanna, ancora De Murtas che controlla però poi perde il pallone, ancora Sanna che prova con un esterno, pallone che arriva tra le braccia di Fortuna. Nulla di fatto per il Tempio. Arca che deve girarsi per evitare l'arrivo di pedoni. Aiana, Rocuzzo, colpo di testa di Virdis, fallo su Virdis. Calcio di punizione con Aiana che va a cercare subito il pallone e quasi butta giù l'avversario per la troppa foga. Sul pallone De Murtas. Ancora Aiana, c'è fallo perché è trattenuto Marco Aiana. Vediamo se tenterà nuovamente cercare la porta Aiana con il solito Arca a fargli compagnia. Vediamo la soluzione cercata dal numero 11 del Tempio. No, lascia l'incombenza a Arca. Cross al centro sul secondo palo. Non ci arriva Donati che va a caccia del pallone. Riesce a tenerlo in campo e poi Gallo, Corraduzza per... Scusate, era Roccuzzo. Corraduzza e poi adesso Gallo. De Murtas allarga ancora per Roccuzzo. Roccuzzo per Gallo. Si chiude bene il Sant'Elena qui. Aiana deve rincorrere questo pallone, poi allontana Sant'Elena con Pedoni. Arca ancora per la rimessa laterale. Si attende che possa nuovamente riprendere il gioco con Pedoni a cui è uscito forse lo scarpino. Si riprende comunque con Arca, rimessa laterale, pallone all'indietro per Gallo. Arca, palla filtrante, attenzione Aiana, cercato un secondo controllo e allora ha avuto il tempo De Logu di mettere il pallone in angolo. Corner per il Tempio con Aiana. Palla al centro, c'è il colpo di testa, attenzione di Alessio Virdis che può sfiorare soltanto la palla, termina a lato. È arrivato prima di tutti Virdis, non è riuscito però a dare la direzione al pallone. Terminato sul fondo. Al quinto minuto dunque, ancora Tempio pericoloso e ancora con Virdis. Sono state sue le azioni più pericolose finora nella formazione di mister Cantara. Questo è arrivato al quinto minuto della ripresa. Attenzione adesso però Sant'Elena in avanti con Floris. C'è la parata di Truddaiu sul tentativo di Floris. Bravissimo Truddaiu. Pallone subito dall'altra parte, Floris che ha battuto in velocità Sanna, è dato alla conclusione di sinistra, è stato bravo, un bel riflesso di Truddaiu. Dunque botta e risposta nei primi minuti tra Virdis e Floris. Con il Sant'Elena che, come abbiamo visto nel primo tempo, continua a difendersi e ripartire.
facendo fare la partita comunque al Tempio, e poi cercando magari le sue occasioni con anche questi palloni in avanti. Qua Braga che mette giù alla fine Porru e si becca anche il cartellino giallo. Dunque primo giallo tra l'altro dell'incontro all'indirizzo di Braga. Prima ammonizione per Davi Diaz Braga, difensore brasiliano del Tempio, e soprattutto calcio di punizione del Sant'Elena al vertice destro dell'area di Truddaio con Fadda sulla sfera e compagni a saltare. Attenzione, questa occasione per il Sant'Elena, c'è tutto il Tempio nella propria area di rigore. Fadda, palla dentro, c'è Truddaio però in presa aerea, aspetta che si sistemino i suoi, però attenzione, questo pallone sbagliato perché non si era accorto Sanna della sfera che stava arrivando da Truddaio. Un po' di confusione in questa occasione, ha rischiato molto il Tempio. Si riparte con un calcio di punizione, Tempio che deve fare qualcosa di più. Chiediamo anche a Roberto Sanna, Unione Sarda. Sì, secondo me il Tempio deve sfruttare i mezzi che provengono dalla panchina. Secondo me deve cambiare qualche cosa, utilizzando sicuramente le risorse che ci sono sulla panchina. Attenzione però, azione del Tempio, pericolosissima, pericolosissima, e De Murtas sfiora il pareggio. Ripasso la linea alla collega. Ci è sembrato Donati, l'autore del tentativo davanti alla porta, naturalmente anche questo lo rivedremo. Comunque Tempio pericoloso, siamo ancora all'inizio di questo secondo tempo, ci sono state già diverse azioni tra Donati e De Murtas. Ringrazio naturalmente il collega Roberto Sanna che ci ha fatto la cronaca di questa azione fulminea del Tempio. Gli ho lasciato il microfono proprio perché intanto gioco fermo con il giocatore del Sant'Elena a terra, probabilmente ha subito un colpo alla testa, si rialza però fortunatamente nulla di grave. Ci sarà il corner con Aiana già pronto dalla bandierina, Tempio vicinissimo al gol del pari. Esce, ovviamente deve uscire necessariamente il giocatore colpito, è entrato il sanitario in campo. Dunque momentaneamente in 10 il Sant'Elena su questo corner, sarà battuto da Aiana. Attenzione, palla dentro, vanno a terra tutti ma non fischia nessuno. Adesso sì, adesso fischia il direttore di gara con il portiere Fortuna che si adira moltissimo. È rimasto a terra tanto un giocatore in mezzo all'area. È stato il contrasto tra Virdis e ancora un difensore del Sant'Elena, ma ci sembra nulla di grave anche qui. Si riparte. Vediamo un po'. Si può ripartire, tanto se naturalmente il Sant'Elena si prende tutto il tempo. Il vantaggio di un gol, formazione di casa con Sanna che va a cercare Corraduzza, non è buono il servizio di Corraduzza per Donati che viene anticipato. Braga che lascia scorrere il pallone, va Sanna adesso a servire Gallo. Deve giocare forse più ordinato il Tempio, giocare come sa, oltretutto squadra che, come ci ha detto il collega, di
sicuramente livello tecnico superiore, che deve anche mettere in campo precisione, soprattutto in questo caso dobbiamo dire, perché il servizio di Braga per Corraduzza non era assolutamente preciso, ha rubato palla al Sant'Elena per un attimo, poi è riuscito ancora Corraduzza a risolvere la situazione, ma sta sbagliando anche un po' troppo, anche nei passaggi semplici il Tempio, soprattutto in mezzo al campo. Un po' d'ordine per Gallo che va a cercare De Murtas. Ancora De Murtas per Virdis che è costretto ad andare proprio a cercarsi il pallone molto indietro e alla fine non trova neanche lo scarico. Allora può andare il Sant'Elena. Attenzione sulla sinistra Luca Flores, pericolosissimo. Se ne va da solo sul fondo, allontana Braga, ma c'è il fuorigioco segnalato dalla signora Sabiu. Forse di Porru. E dunque si riparte con Truddaio. Gallo. Partita che ovviamente si accenderà moltissimo in questa ripresa. De Murtas, non ci arriva Donati che è colto in controtempo proprio sul tentativo di De Murtas di servirlo. Stava andando incontro Donati, è dovuto tornare indietro. Palla persa, ancora Sant'Elena. Palla lunga, cercare... Attenzione qua il duello tra Braga e Porru con i giocatori del quarto che si lamentano per il fallo di Braga su Porru, poi lascia andare il giocatore, molto stanco anche Porru che ha corso tantissimo, lo vediamo un po' arrancare in questi minuti iniziali di secondo tempo. Non ci sono stati altri cambi fin qui. Tanto De Murtas. Ayana, ancora pressing, si sta chiudendo un po' di più adesso il Sant'Elena e pressa un po' di meno. Sanna, Gallo, Braga, ancora De Murtas, Roccuzzo deve girarsi sempre, tiene palla un po' troppo Roccuzzo, vediamo, serve alla fine ancora all'indietro per De Murtas che adesso va a cercare Ayana, non ci arriva però il numero 11 del Tempio, questo servizio in avanti. Ed ecco i cambi in arrivo per il Tempio a cercare di sbloccare il risultato che fino a questo momento vede il Tempio perdente 1-0. 14 minuti nel corso del secondo tempo. Escono Corraduzza e Donati, entrano Bulla e Igiene. Dunque dal quarto d'ora di questo secondo tempo Corraduzza che si è molto sacrificato, bene, lascia il posto a Bulla, mentre Donati è sostituito da Igiene. Victory Igiene. Partita dunque che adesso può e deve cambiare per il Tempio con tante forze fresche in campo e soprattutto il fisico di Igiene, la corsa di Bulla, la corsa e la tecnica di Giovanni Bulla che possono fare la differenza in questo campo. Sì, al posto di Corraduzza è entrato Giovanni Bulla e al posto di Donati Victory Igiene. Tanto ci prova Ayana che perde palla però e non c'è fallo. Attenzione ancora Flores che riceve benissimo sulla sinistra. C'è Sanna soltanto davanti a lui. Flores che riesce ad andare sul fondo, vediamo, e anche a crossare al centro. Attenzione per Porru, c'è la conclusione ma colpisce male Federico Porru. Flores davvero pericolosissima con la sua corsa sulla sinistra e Sanna ci prova a tenerlo a bada ma non è facile, forse uno dei migliori, ci dice il collega Roberto Sanna dell'Unione Sarda, tra i migliori dei suoi sicuramente. Attenzione ancora Andrea Sanna che adesso prova invece a farsi vedere in avanti ma c'è ancora il duello proprio con Flores, si riesce però la triangolazione ma non l'ultimo tocco per Bulla, peccato.
gli dice vai dentro il campo mister Cantara, proprio rivolto a Giovanni Bulla. Era andato vicino all'area di rigore il Tempio, poi però non è riuscito, come è successo nel primo tempo. L'ultimo passaggio, l'ultimo tocco, quello decisivo. Va Arca alla rimessa per Braga. De Murtas, ancora un lancio a cercare Igene, non ci arriva Victor Igene, lasciano scorrere e poi alla fine va Fortuna a prendere questo pallone. Abbiamo detto c'è tanto caldo quest'oggi, quindi il ritmo sicuramente forsennato del primo tempo, soprattutto del Sant'Elena, un po' è calato, ma naturalmente fa caldo anche per i tempiesi ed è più difficile quando deve rincorrere sicuramente rispetto a chi deve difendere un risultato finora positivo, cioè il Sant'Elena. Ancora Tempio, lancio di Sanna a cercare la testa di Igene, trova il petto di Igene, poi Virdis che se ne può andare sulla destra, viene spinto e allora c'è il calcio di punizione a favore del Tempio. C'è stata una spinta su Virdis, calcio di punizione in favore dei Galletti. Aiana sul pallone, c'è un cartellino giallo, vediamo l'indirizzo di chi? Un giocatore del Sant'Elena per proteste. Vediamo di chi si tratta, forse di Floris se non abbiamo visto male, di Fadda. Dunque Michele Fadda è il secondo munito di questa gara, dopo Braga, giallo, questa volta per proteste per Fadda. Calcio di punizione, sul pallone c'è Aiana. Tutti a saltare per quanto riguarda i giocatori del Tempio. Bisogna sfruttare i calci da fermo importanti. Vai Ana. Palla dentro, non ci arriva di un soffio Alessio Virdis. Nulla da fare, ha provato Alessio Virdis. Pallone avanti di pochi centimetri rispetto a lui. Si riparte da Fortuna. 20 minuti nel corso di questo primo tempo. Il risultato è fermo sull'1-0 per il Sant'Elena. Gol al quinto minuto di Porru. Gol, abbiamo detto, regolarissimo. Non c'è stato il fallo su Serra, giocatore che è andato a terra perché è scivolato. Sfortunato il difensore tempiese, che poi si è anche infortunato nella stessa azione. Quindi la sua partita è durata davvero molto poco. E adesso siamo dall'altra parte con un calcio di punizione sulla tre quarti per il Sant'Elena. Anche qui naturalmente grande attenzione. Magari non ci sono tanti saltatori per quanto riguarda i giocatori di casa, ma palla insidiosa in mezzo all'area, arriva a Truddaiu e va subito al rinvio lunghissimo. Truddaiu, c'è solo Bulla lì davanti, viene messo giù, qua c'è un fallo evidente di Ibba. Palla centrale, vediamo se De Murtas aspetta compagni o andrà subito a cercare. Sì, aspetta che arrivi Gallo, lo serve. Palla ancora sulla destra per Sanna, ancora Gallo. Braga, Roccuzzo sta giocando forse un po' più, ovviamente deve giocare anche per Gallo Roccuzzo in mezzo al campo, perché con l'uscita di Serra e lo spostamento di Gallo proprio nella fase centrale della difesa del Tempio, in mezzo al campo sono rimasti De Murtas e Roccuzzo a dividersi questa zona nevralgica. Dunque tanto lavoro, tanta corsa, tanta fatica sicuramente. E poi è uscito anche Corraduzza, che stava sicuramente dando
una buona impronta anche in mezzo al campo, ma ovviamente bisogna recuperare anche un gol. Dunque un Tempio molto più offensivo con Aiana a sinistra, al centro ci sono sia Virdis che Igene, poi a destra Bulla. Tempio votato a tutto l'attacco qui in questo secondo tempo per andare a cercare il pareggio sul campo del Sant'Elena. Adesso va Bulla a dialogare con Virdis, Virdis per Igene, palla dentro per Bulla, Bulla! E c'è la parata di Fortuna, solo davanti al portiere Giovanni Bulla. Bellissima azione del Tempio, ma non ha trovato l'angolo. Giovanni Bulla al 23esimo di questo secondo tempo, occasione per Bulla con Fortuna comunque, che è stato davvero abile a tenere la posizione. Ancora Tempio, palla in mezzo, c'è il tentativo però limitato dalla difesa del Sant'Elena. Tentativo del Tempio ancora di spingere in questi minuti, sta cercando di aumentare i giri la formazione di mister Cantara. Abbiamo detto, formazione tutta votata all'attacco, adesso palla dentro di Sanna, allontana la difesa del Sant'Elena, ancora Iana, Igene di testa, Igene non riesce a passare in mezzo a due giocatori che lo tengono lì. Adesso davvero il Sant'Elena è tutto chiuso nella propria metà campo a tenere questo risultato, con il Tempio che sta facendo qualcosa di più, soprattutto dopo l'ingresso in campo di due giocatori d'attacco. C'è stata l'azione poc'anzi di Bulla solo davanti a Fortuna, davvero occasione clamorosa per il neoentrato di Alà. Ancora Virdis che tiene palla bene, senza fallo, va Virdis ancora, adesso c'è il fallo su Virdis. Calcio di punizione, posizione centrale per il Tempio, che abbiamo detto sta spingendo. Vediamo questo calcio di punizione, chi si incaricherà di questa battuta. Abbiamo detto doveva essere vibrante Roberto Sanna, questo secondo tempo lo è fin qui. Sì, lo è, la reazione del Tempio era attesa, ha aumentato la fisicità e la spinta offensiva schierando uomini offensivi, e naturalmente il Sant'Elena non riesce a ripartire più come il primo tempo perché il caldo si fa sentire e quindi le ripartenze sono più rare. Penso che il Tempio alla fine riuscirà a pareggiare, mi sbilancio. Stai sbilanciando Roberto, naturalmente toccheranno ferro tutti i tifosi in ascolto. Intanto vediamo questo calcio di punizione per il Tempio con Aiana. Va Aiana e colpisce il palo esterno. Marco Aiana con questo calcio di punizione, 26esimo forse al nostro cronometro, comunque palo di Aiana su calcio di punizione. Ancora Tempio vicinissimo al gol a questo punto meritato, sarebbe pareggio, ma formazione di mister Cantara sembra che ne abbia ancora, comunque manca ancora tantissimo, quindi seguiamo questa partita con grande attenzione. Abbiamo detto un Tempio tutto votato all'attacco, anche con giocatori sicuramente più freschi. Adesso va Braga, Roccuzzo, Gallo, sale, ancora Sant'Elena la propria metà campo. Braga, Aiana che ha colpito un palo proprio qualche istante fa. Gallo per Sanna, Sanna per Gallo, cerca Varchi, dice veloci, dice mister Cantara, che ovviamente con la difesa schierata del Sant'Elena. Intanto c'è un fallo su Igene, ancora calcio di punizione da buona posizione. Bisogna un po' accelerare adesso, spingere adesso e cercare di
cosa succede intanto. In mezzo all'area si discute, allora va il signor Capotosto a dire qualcosa, capitano del Sant'Elena, Vignati. Calcio di punizione dunque per il Tempio, con i fischi dei tifosi quartesi che sono posizionati sotto gli alberi di fronte a noi. Vediamo, si tratta di Aiana, il pallone arriva direttamente tra le braccia di Fortuna, tentato la conclusione diretta in porta, Marco Aiana. Palla lunga adesso di Fortuna a cercare Floris, che ovviamente adesso punta a tenere più a lungo il possibile lontano il pallone dalla propria area. Intanto si preparano anche dei cambi sulla panchina del Sant'Elena. Eccoli qua. Il minuto è il 28esimo. Fuori Porru, che abbiamo visto un po' stanco in effetti, è dentro con il numero 15 Federico Pintus, quindi l'autore del gol dal 28esimo della ripresa, dentro Pintus. Corso molto Porru, oltre al gol anche sicuramente tanta corsa per cercare appunto di fare tutta il fronte offensivo un po' da solo, anche nel pressing, ed era un po' affaticato, quindi esce Porru, dentro Pintus, Sanna qua, campanile, vediamo cosa c'è un fallo proprio su Sanna. Calcio di punizione per il Tempio con De Murtas per Roccuzzo. Braga per Roccuzzo, ancora Braga. Ci avviciniamo alla mezz'ora con Tempio ancora sotto di un gol. Gallo, Roccuzzo, Braga, Roccuzzo, De Murtas, Virdis, niente, non c'è fallo, perde palla Virdis, allora lancio lungo a cercare Luca Floris che anticipa, Gallo, attenzione, ma c'è un rigore per il Sant'Elena, il fallo di Gallo su Floris, una ripartenza velocissima di Floris e Gallo l'ha messo giù, rigore per il Sant'Elena alla mezz'ora. E questo è una botta per il Tempio che stava spingendo a caccia del pareggio. E un lancio in avanti con Floris che l'abbiamo visto prima andarsene a Sanna sulla sinistra e qui nell'occasione andarsene a Gallo. Ha ottenuto ciò che cercava, cioè il calcio di rigore ottenuto. Aveva anche un compagno a centro area libero, perché è ripartita bene, veloce il Sant'Elena, ma Gallo l'ha messo giù. Non ha avuto dubbi il signor Capotosto per decretare il tiro dal dischetto. Dunque va proprio Floris dagli 11 metri per questo calcio di rigore. Va Floris, il gol del Sant'Elena per il 2-0. 2-0 del Sant'Elena con Floris. Gol che arriva, abbiamo detto, dopo forse il miglior momento del Tempio, miglior momento della partita, ma anche di questo secondo tempo, perché stava spingendo moltissimo la formazione di mister Cantara. Quarto d'ora più recupero per raddrizzare questa gara per il Tempio che, come spesso succede, ha tenuto sì in mano il gioco tutta la partita, ma poi è stato infilato in occasione da Porru e poi
su questa ripartenza, un lancio in avanti con velocissimo Floris. Adesso il Tempio deve recuperare 2 gol. Naturalmente tutto è possibile, allora ci sarà anche un altro cambio perché un altro giocatore si prepara. Per quanto riguarda la panchina del Tempio si tratta di Sabino, che entrerà al posto proprio di Gallo. Vediamo poi come si sistemerà la difesa del Tempio. Intanto lancio in avanti per la testa di Igene, c'è il fallo però di Igene che fa da ponte al capitan Vignati. Intanto entra Sabino, vediamo, ancora non ha visto il signor Capotosto, ora sì, dentro Sabino, fuori Gallo nel Tempio. Quando siamo al 33esimo del secondo tempo, dentro anche Sabino, entra anche al posto di Pedoni Murgia per il Sant'Elena. Dunque dal 30, abbiamo detto 33esimo del secondo tempo, dentro Murgia, se abbiamo visto bene, numero 14 per Pedoni. C'è tempo, dice mister Cantara. Adesso c'è anche Sabino in campo, vediamo un po' la difesa. Adesso si è sistemata con naturalmente difesa 3 con Arca e Braga e Sanna. Sono questi 3 difensori del Tempio, e poi Rocuzzo, De Murtas in mezzo al campo e tutti gli altri in avanti, dobbiamo dire, a cercare questo gol. Sabino, Virdis, Igene, Bulla, che adesso si è spostato a sinistra, e anche Aiana, ovviamente. Intanto Rocuzzo, lancio, cercare Aiana, controlla di petto Aiana, scarica all'indietro per Arca. Adesso ci aspettiamo l'assedio ovviamente da parte del Tempio. Tanto va Bulla a rubare un buon pallone, tiene bene sul contrasto dell'avversario Bulla, poi serve ancora De Murtas che però contrastato, alla fine perde palla. Troppi tocchi quando invece ne basta uno, ad esempio al Sant'Elena, per portarsi in avanti pericolosamente. Roberto Sanna, questo gol ovviamente ha troncato un po' le gambe al Tempio. Sì, ha troncato le gambe, mi scuso con i tifosi del Tempio anzitutto, visto che avevo pronosticato il pareggio, e poi con il classico boomerang televisivo invece ha raddoppiato il Sant'Elena. Ma diciamo che ancora una volta le ripartenze sono state decisive, perché il Tempio ha lasciato troppi spazi nella spinta ed è arrivato questo raddoppio, però manca ancora un quarto d'ora, la partita non è finita. Attenzione, passo la palla alla collega. Ci ha provato Bulla, ancora Arca, però palla al centro, allontanata dal capitano Ibba. Ancora Tempio che spinge con Rocuzzo che si libera di un avversario, poi però perde il pallone. Ancora Sant'Elena che può provare una ripartenza, arriva Braga a rubar palla a Floris, si gioca ancora con Rocuzzo che va a servire Arca che può ancora crossare, pallone deviato in corner. Tempio che adesso deve accelerare. C'è un giocatore a terra, però continua a giocare, vediamo. No, si ferma, no, mette fuori nuovamente il Sant'Elena con un giocatore rimasto a terra. C'è ancora un cartellino giallo, vediamo l'indirizzo di chi, forse del portiere, se non ci è sembrato di vedere, per proteste. C'è ancora un giocatore a terra per quanto riguarda il Sant'Elena, ma ci sarà anche un nuovo corner. Un corner per il Tempio, che adesso si sta buttando davvero testa bassa in avanti. Non è facile con 2 gol da recuperare, ma già basterebbe iniziare da 1 per mettere la partita un po' più in discesa di così. In realtà siamo ancora molto in salita. Si prepara anche un altro cambio per il Sant'Elena, ma c'è prima il corner, palla dentro, allontana la difesa del Sant'Elena.
Adesso è stato visto il giocatore che deve entrare, c'è un infortunato per il Sant'Elena e dunque entrerà adesso con il numero 13 Ezeadi Ciucumene. Esce il numero 4 Rotaru dal 38esimo del secondo tempo. Ezeadi in campo per il Sant'Elena che conduce 2-0 sul Tempio. Questa gara valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza. Arca adesso si prepara alla rimessa laterale. Siamo veramente nei minuti conclusivi di questa sfida. Il Tempio deve recuperare 2 gol. Va Rocuzzo, questo pallone al centro area, Virdis e poi subito, senza stare a guardare, allontana Truddaiu che esce dalla sua area per andare a ancora mandare in avanti i suoi, ma erano in fuorigioco 2 o 3 giocatori. Calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Ancora Sant'Elena. Palla in avanti. Floris qua commette forse fallo, anzi no, era una spinta innocua quella di Arca che va subito a rimettere in gioco il pallone per Braga. Braga per Sanna. Sanna per Braga che adesso è diventato centrocampista aggiunto del Tempio. Va ancora Arca, cross in aria, attenzione, la palla termina sul ginocchio di Sabino. E termina fuori. Nulla da fare anche su questa occasione. Il Tempio ci ha provato anche in questo secondo tempo, ma abbiamo detto poche occasioni davvero clamorose. Una nel secondo tempo è stata davvero clamorosa per l'1-1, l'ha avuta Bulla sui piedi perché davanti a Fortuna poteva angolare, ha tirato proprio quasi addosso, ma insomma, è stato bravo anche il portiere. Poteva essere sicuramente una partita diversa. Adesso poi sul 2-0 davvero è ancora tutto in salita, ma si gioca, c'è ancora da giocare. Dunque Rocuzzo, seguiamo questa partita fino alla fine. Rocuzzo, colpo di testa proprio di Bulla, nulla da fare, non ci arriva Igiene. Fortuna. Per il rilancio del portiere del Quartu. Palla lunghissima ancora per Floris che spinge anche un po', infatti c'è il fallo di Floris che anche lui ha corso tantissimo come Porru in questo secondo tempo, ma sembra averne ancora Luca Floris. Attenzione intanto a Iana che va in un tunnel in mezzo al campo a cercare contrasti inutili. Bisogna mettere la palla in avanti senza troppi tocchi, ormai manca davvero molto poco. De Murta si porta pallone sul sinistro, va a cercare Virdis che a sua volta va a cercare Sabino, poi Roccuzzo con un esterno, il pallone termina dall'altra parte dove c'è Bulla, fascia sinistra, Bulla, palla dentro, allontanata dal capitano del Sant'Elena e subito va Floris, tra l'altro a rincorrere questo pallone, non ce la fa più ovviamente Floris che è davvero stanchissimo. Ancora Tempio con Braga. Rocuzzo. Arca. Ancora Tempio che deve provare a mettere questo pallone dentro oppure cercare una soluzione personale. Qua non riesce Bulla a superare il suo diretto avversario. Naturalmente sono stanchi anche i giocatori tempiesi. Non devono esserlo ovviamente i nuovi entrati che devono invece dare qualcosa in più in questo finale di gara. Braga.
Attenzione, non ci arriva Virdis qui, poi va giù. Giocatore, la palla è buona, non riesce Virdis a girarsi e qua c'è il fallo. Anzi no, dice il direttore di gara, sul pallone è andato Ziadi. Allora Roccuzzo che va a servire Arca, può crossare Arca, il pallone è basso, va alla conclusione, termina fuori però. Conclusione di Virdis che dice che non c'è neanche l'angolo. Ci sarà il cambio per il Sant'Elena, fuori Azzei. C'è un rosso, attenzione. Vediamo un po'. Il rosso, l'indirizzo di... C'è un rosso diretto. Allora, vediamo un po' di chi si tratta. Si tratta di Fadda forse. Fadda, espulsione, quindi... Dunque, Fadda, cartellino, ma è arrivato un rosso diretto, se non abbiamo visto male. Comunque, espulso Fadda, Sant'Elena in 10 in questi minuti finali. C'è stata una bestemmia, abbiamo sentito, sì, per questo è il motivo per il quale è stato espulso il giocatore Fadda. Con il numero 16 entra Pilleri. Andiamo al posto di chi dice di averla sentita il direttore di gara perfettamente. Dunque esce Azzei, dentro Pilleri. Saranno 5 minuti di recupero, ma ancora non sono stati segnalati, quindi ci avviamo al 90esimo. Sì, ancora 5 minuti da giocare. Dunque adesso Sant'Elena in 10, ma sopra di 2 gol. 5 minuti per il Tempio per provare l'impresa, cioè almeno tentare almeno il pareggio, ma si gioca ancora nei minuti regolamentari. Va Aiana, Roccuzzo. Siamo infatti al 44esimo, come avevamo visto ancora mancava un minuto al 90esimo. Va Virdis, fermato. C'è da soffrire ancora per il Sant'Elena, ma deve trovare subito almeno il gol, il Tempio dell'1-2 per provare questa rimonta, che sarebbe sicuramente importante non solo per la classifica ma soprattutto per anche la buona il buon avvio del Tempio. Quest'oggi davvero una partita strana per i giocatori di Mister Cantara, perché nel primo tempo tanto possesso palla, adesso viene segnalata comunque 5 minuti di recupero, tanto possesso palla, poche occasioni da gol. Sant'Elena che sfrutta invece la sua occasione, la mette dentro e poi si difende comunque benissimo, senza sbavature, con grande sacrificio da parte di tutti i suoi uomini. E poi nella ripresa, ovviamente, con gli spazi che si sono creati, è arrivato anche il 2-0 sul calcio di rigore procurato e battuto da Luca Floris, atterrato da Gallo. Intanto ci prova il Tempio in questi minuti finali, ancora col cross di Arca, palla al centro, controlla non benissimo Igiene, poi ha provato Aiana, ancora Tempio con Roccuzzo, non si riesce proprio a tirare in porta, però prova Roccuzzo ancora con un cross, colpo di testa, c'è il gol! C'è il gol di Aiana, c'è il gol di Aiana per l'1-2, abbiamo detto. C'è adesso la possibilità di trovare questo pareggio con il Sant'Elena in 10. I minuti che mancano alla fine sono davvero pochi, ma bisogna provarci. Aiana dunque. Dice mancano 5 minuti Mister Cantara, ovviamente sono un po' di meno, ma ai suoi deve dare un po' più di coraggio. Allora, 92esimo forse, se il collega non mi corregge, dovrebbe essere arrivato il gol di Aiana. Quindi gol di Aiana per l'1-2 del Tempio, che adesso tenta il pareggio con l'assedio finale, con il Sant'Elena che invece si chiuderà a riccio per cercare di proteggere.
dice di non fare fallo. Si perde tempo, invece bisognerebbe giocare con naturalmente il Sant'Elena che adesso stringe i ranghi, deve cercare di tenersi lontanissimo il pallone dalla propria area e ci prova ora il Tempio. C'è il calcio di punizione a favore dei Galletti, pallone che rimane lì, deve andare Igene a recuperarlo. Tre minuti ancora per le speranze del Tempio. Va De Murtas, Arca mette la palla dentro, Arca può andare a provare a saltare, Sabino non ci riesce, però recupera il pallone all'indietro per De Murtas che ancora mette dentro questo pallone, c'è il colpo di testa, no, c'è il fuorigioco, però c'era il gol del Tempio, ma c'è stata la segnalazione dell'assistente, nulla da fare, era arrivato il gol del pari, ma su questo colpo di testa bisogna giocare ancora. Non abbiamo visto chi era stato l'autore di questo gol, ma forse aveva fischiato già prima il direttore di gara perché si era alzata la bandiera. Si gioca ancora, ultimi secondi di questa sfida, forse ancora 2 minuti da giocare. Si possono fare tanti gol in 2 minuti, almeno uno almeno uno basterebbe per uscire da questo campo con un mezzo sorriso. Nulla da fare qui, ricorre questo pallone Sabino, non vediamo cosa succede dietro la panchina, il pallone viene messo in fallo laterale ancora, però in zona d'attacco per il Tempio, che ha ancora occasione con De Murtas per Arca, guarda il suo cronometro il signor Capotosto, palla in aria, va a saltare Igene, c'è il fallo, però qua si spengono un po' le speranze su questo fallo di Igene. Calcio di punizione per il Sant'Elena, a meno che non ci sia un miracolo. Fortuna va a rinviare questo pallone, davvero ultimi secondi a disposizione. Palla lunga, adesso la terranno lì, cercheranno di tenerla lì i giocatori del Sant'Elena. È finita. Il Sant'Elena conquista i 3 punti vincendo 2-1 sul Tempio in questa quarta giornata del campionato di eccellenza. Io ringrazio il collega Roberto Sanna, gli chiedo un commento finale. Ma diciamo che il Tempio ha sprecato una grossa occasione, secondo me, nel senso che ha avuto la possibilità di recuperare la partita alla fine, non è riuscito a concretizzare la superiorità numerica che si è creata negli ultimi 10 minuti. Sappiamo che negli ultimi 10 minuti con le squadre stanche possono succedere le cose più impensate e ci è andato veramente comunque vicino. E allora il Tempio esce sconfitto da questa trasferta sul campo del Sant'Elena Quartu, prima sconfitta stagionale per la formazione di mister Cantara, che quest'oggi abbiamo detto ha sicuramente tenuto in mano il gioco molto più a lungo della formazione avversaria, ma non ha trovato, se non nel finale, il gol prima del pareggio sotto di 1-0 e poi sul 2-0 nel finale. Come ci ha detto il collega Sanna, non è riuscito a sfruttare anche la superiorità numerica negli ultimi istanti di questa sfida sicuramente vibrante, bella da vedere. Peccato che non ci siano stati i tifosi tempiesi a dare magari quella spinta in più che forse oggi è mancata, ma sicuramente ci hanno seguito in tanti da casa e naturalmente li ringraziamo. Ringraziamo anche i colleghi di Diretta Sport per la diretta da Mulino Becciu di Cagliari, e da Giulia Bardanzello per questa domenica è tutto. Grazie per averci seguito fin qui.